Buonasera a tutti. Non è buongiorno oggi, è buonasera, no? Ok, stiamo per iniziare il nostro culto. Tu che sei a casa oggi, è un privilegio vivere questa esperienza di lodare il nostro Dio e ricordare la nascita di Gesù. Ricordare questa nascita, la nostra salvezza. Sicuramente tutti di noi oggi, ieri, abbiamo mangiato troppo. Sarebbe bello avere una bilancia prima e una bilancia dopo, no? E la verità che dirà la bilancia dopo sarà un po' rischiosa per la bilancia. E così sappiamo che abbiamo fatto delle belle feste, ma come eu estou sempre dicendo, la festa deve avere una ragione. Quando andiamo a un compleanno, un anniversario, c'è una ragione. E stiamo lì a celebrare e fare quella festa. Oggi abbiamo una festa e noi dobbiamo manifestare questa ragione di questa festa. E quando Jesus viene, quando existe a promessa a Maria, e a promessa qual era? Que verá um bambino, que será o nosso Salvatore. E o seu nome será Jesus, que significa o Salvatore. E é questo nome que nós estaremos hoje exaltando, glorificando e vivendo com tanta gioia. Perciò siamo qua oggi per esprimere questo, perché in questa festa c'è Cristo, c'è Gesù. E è in questa festa che noi vogliamo celebrare. Così o senso di Natale non è solo mangiare, bere, che fa parte, ma o senso veramente è adorare a quello che veramente c'è la ragione. Perciò che siamo qua oggi a offrire questo culto e che possiamo celebrare con tanta gioia e allegria e sicuramente tutti noi portiamo dentro di noi qualche difficoltà, qualche situazione difficile, ma noi non possiamo dimenticare la ragione della nostra salvezza. Perciò il messaggio è sempre questo, un messaggio di gioia. É um messaggio di gioia. Quando nós vivemos uma situação quase sempre impossível e quando c'è una soluzione, la nostra boca si riempie di gioia. Eu ero perso, adesso c'è la salvezza in Cristo. Eu não sapevo quello che si poteva succedere con me, adesso c'è una speranza, perciò esiste la gioia. Iniziamo questo culto? Amém? Possiamo pregare? Nosso Padre, grazie che possiamo essere qui questa sera. Offrir-te um culto ao Padre e gioire, glorificar o tuo nome, exaltar o tuo nome. Grazie, ó Padre, per questa libertà e questa gioia che esiste nel nostro cuore, perché Cristo Gesù non fa parte di una religione, di una storia, è molto di più. Fa parte della nostra storia, della nostra vita, di qualcosa di nuovo nella nostra vita, Padre. Grazie, Padre, perché questa storia personale che stiamo celebrando oggi e è Cristo Gesù, è il Signore e il Salvatore. E questo culto è per te, oh Padre, e a te che noi vogliamo adorarti, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi? Já fatto un saluto alla persona al tuo fianco, alla tua destra, alla tua sinistra, davanti e dietro. Já salutato, já detto un buon Natale, una buona domenica, un buon giorno. Che possiamo iniziare questo culto e abbracciare e salutare questa persona che è vicino a te e che possiamo vivere questa esperienza qua, invitare questa persona a una esperienza di camminata con il nostro Gesù e che questo Natale oggi possiamo celebrare con tanta gioia. Ok, 1, 2, 3, via! Usiamo le nostre mani. Salvatore, è nato il nostro
popolo del Signore è riconosciuto dalla gioia, perché la mia gioia è nel Signore. Amen? Lodiamo il nome del Signore, il nostro Re dei Re. Celebriamo! Venite ad adorare il Signore. Con porte alzate il capo, il Re di gloria entrerà. I vostri occhi alzati verso il Re. Levate a Lui la voce, aprite il cuore al suo amore. Date a Lui la lode, la forza e l'onore. Chi è il Re di gloria? Chi è il Re di gloria? È Gesù Signore, Gesù è Re dei Re, Signore del Signore, Gesù è vincitore che ci salverà. Egli è Re dei Re, sopra la terra. Gesù è Re dei Re, Signore dei Signori, Egli ritornerà. Gesù è Redentore che ci salverà. Egli è Re dei Re, sopra la terra. Gesù è Re dei Re. Cantiamo insieme. Ho porte alzate il capo, il Re di gloria entrerà. I vostri occhi alzati verso il Re. Levate a Lui la voce, aprite il cuore al suo amore. Date a Lui la lode, la forza e l'onore. Chi è il Re di gloria? Chi è il Re di gloria? È Gesù Signore, Gesù è Re dei Re, Signore del Signore, Gesù è vincitore che ci salverà. Egli è Re dei Re, sopra la terra. Gesù è Re dei Re, Signore del Signore, Egli ritornerà. Gesù è Redentore che ci salverà. Egli è Re dei Re, sopra la terra. Gesù è Re dei Re. Chi è il Re di gloria? 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 È Gesù Signore, Gesù è Re dei Re, Signore del Signore, Gesù è vincitore che ci salverà. Egli è Re dei Re, sopra la terra. Gesù è Re dei Re, Signore del Signore, Egli ritornerà. Gesù è Redentore che ci salverà. Egli è Re dei Re, sopra la terra. Gesù è Re dei Re. Gesù è Re dei Re. Gesù è Re dei Re. Alleluia al tuo nome, Signore. Tu sei il Re dei Re. E oggi insieme, Signore, noi stiamo celebrando, Signore, celebrando questa giornata, anche se simbolica, Padre, ma noi stiamo ricordando che la tua nascita ci ha portato la pace, ci ha portato la salvezza. Tu ti sei dato a noi, oh Padre. E noi ci ringraziamo perché tu sei un Dio buono, un Dio misericordioso, meraviglioso, e noi come Chiesa siamo qui questa notte, Signore, per celebrare il tuo nome, perché tu sei il Re delle nostre vite, oh Padre.
Io Gesù, Signore, come te, per sempre, io ti loderò, perché? Perché solo tu regno sei. Cantiamo insieme. Rifugio sicuro, sempre in te troverò la vita mia, ciò che in me io l'ho dedicato a te. Grida di gioia al Signor nostro Dio, tutta la terra gioisca con noi, ed il creato prostrandosi a Lui. Grida! Santo è il tuo nome, canto con gioia, sapendo che in te ho grandi promesse, amore per me. Non basta l'eternità per amare te. Mio Gesù, Signore, nessuno è come te. per sempre io ti loderò, perché solo tu regno sei. Signor rifugio, rifugio sicuro, sempre in te troverò la vita mia, ciò che in me io l'ho dedicato a te.
lodato, Signore, esaltato, Signore, in questo luogo, in questa notte, Signore, meravigliosa. Grazie per la tua bontà che infinitamente, Signore, prova su di noi ogni giorno e la tua misericordia che si rinnova ogni mattino, Padre. Lodiamo il tuo nome, in nome di Gesù. Amen e amen. Potete sedervi. Amém? Ok, Babbo Natale esiste, sapete? Ho ricevuto questo leggio di regalo. Já posso predicare con leggio novo? Ok, non so se ho ordinato bene. Ok, carissimi. Quanto è bello celebrare Natale, celebrare quello che Dio fa nella nostra vita. Osanna nei cieli, wow! E oggi vogliamo leggere 3 brani qua che parlano della ricchezza di Natale, la ricchezza di questa pace, la ricchezza di questa gioia e di quello che noi viviamo. No? Un cristiano deve vivere con questa gioia, con questa pace, non importa le circostanze. Tante volte noi siamo attratti, noi siamo guidati dalle circostanze della vita, ma la mia vita non è basata sulle circostanze. Io mi sono sposato da 31 anni e in 31 anni sicuramente abbiamo vissuto dei momenti, non dico critici, ma momenti difficili, ma un matrimonio è molto più importante delle circostanze. Ossia, io mi ricordo il 9 di marzo del 1900, nel secolo scorso, 1991, quando siamo sposati, ossia, aquela decisione è una decisione permanente, è per sempre, e io devo mantenere quella decisione nonostante i momenti che possono essere difficili. Perciò che per noi, quando abbiamo Cristo nella nostra vita, tante volte viviamo dei momenti che c'è la delusione, le difficoltà. Tu já hai fatto un grido a Dio dicendo, dove tu sei Dio? Solo io? Tu já hai litigato con Dio o solo io? Tu já hai detto, Dio, quante cose io faccio per te? Sembra che io faccio tanto, no? Ma io faccio per te e adesso non c'è nessuna risposta. Ma non sono queste circostanze che mi tolgono la mia gioia di sapere che c'è una salvezza, che c'è una speranza, che c'è un Cristo Gesù nella nostra storia. Io vorrei leggere 3 brani qua che parlano proprio di questo. Luca 2, 10 e 11. L'angelo disse loro, non temete, perché io vi porto, che cosa porta l'angelo? La buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Che bello, no? Cantare qua in italiano, portoghese, romeno e russo, no? Era russo proprio? Era russo, non ho capito niente, ok? Ossia, una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per voi. Interessante che cosa dice l'angelo? È nato per voi un Salvatore che è Cristo il Signore. Matteo 1, 20 e 21. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve un sogno dicendo, Giuseppe, figlio di Davide, non temere, di nuovo questa parola, non temere, di prendere con te Maria tua moglie, perché ciò che in lei è generato viene dallo Spirito Santo. Ela partorirà un figlio e gli porrai un nome Gesù, perché lui è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. E l'ultimo brano, Luca 1,30. L'angelo le disse, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai o nome Gesù. Gesù che significa Salvatore, significa salvezza. Nosso Padre, vogliamo oggi parlare, ascoltare e vivere un'esperienza con te, la tua parola. E che lo Spirito Santo guida-te, Padre, perché è la tua presenza che ti porterà a conoscere veramente la verità di un Natale. Misericórdia e grazia, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Che cosa poteva succedere con te? Tu stai camminando per una strada nel buio, tornando a casa questa sera, sei da solo, sei da sola, e in quello buio viene una voce un po' diversa e un angelo comincia a parlare con te. Come tu ti sentirai? Tu scappa? Che cosa tu farai?
E è interessante quello succede con i pastori, quello succede con Giuseppe, quello succede con Maria. Gli angeli si rivelano a loro e è interessante che loro dicono a tutti e tre la stessa parola: non temere. Non temete, perché la parola temere significa sto perdendo la mia sicurezza, io non riesco a avere controllo di questa situazione, quella sicurezza che io avevo adesso mi sembra che è persa. E gli angeli dicono: non temete, perché c'è una bella notizia e tutti e tre patti qua loro parlano la bella notizia del Salvatore. O Salvatore è arrivato. Perciò un Natale esiste, la venuta di Gesù esiste, perché la nostra paura, la nostra insicurezza poteva finire. E quante volte nós viviamo con l'insicurezza? E una persona insicura è una persona triste, è una persona depressa, una persona che non c'è là la speranza, non c'è pace, neanche serenità. Perciò il Natale viene per noi per essere una sicurezza del nostro futuro. Tu hai paura di un futuro? Tu hai paura di che cosa può succedere con te nel domani? Tu hai paura di una eternità? Tu hai paura dopo la morte? E tante volte la gente ha paura della morte e io comincio a pensare: ma la morte è una delle cose più ovvie che esiste. Perché succederà con tutti noi non scappiamo di questa. Ma Cristo Gesù è venuto per vincere l'ultimo nemico che si chiamava la morte, per darci la vita eterna. Perché la nostra vita non è qua. Noi possiamo vivere qua 20, 40, 50, 60, 80 anni, ossia o di più, a 100 anni, Franca arriverà là, amém? Ossia, e arriveremo a tanti anni, ma la nostra vita è una eternità con Dio. Perciò che Dio in quel momento ha manifestato un amore profondo verso di te, verso di noi, per manifestare questo amore dando suo Figlio Gesù, per passare tutta l'eternità con noi. Eu não só come sarà di là, ma io aspetto, io sono sicuro che Dio sta promettendo e preparando qualcosa stupenda per noi. E è questo il senso di Natale: non temere, perché esiste una sicurezza della salvezza per tutti noi, per voi. Perciò la tua salvezza, la mia salvezza, è la garanzia in Cristo Gesù e il Natale che noi celebriamo. Não importa se é dicembre, se é 25, a data não importa. Mas em quel momento eu devo ricordare e celebrare questo fatto che ha cambiato la mia storia. Sempre 5 di ottobre eu faccio una festa per celebrare la mia storia, la mia nascita. No giorno di Natale eu devo celebrare e fare una festa per celebrare la mia salvezza. Passare del 60 ao 61 è una cosa normale, ma passare della morte a una vita eterna è una cosa stupenda, è una cosa meravigliosa. Passare da una insicurezza per una sicurezza eterna è un cambiamento storico nella mia vita. Perciò che noi dobbiamo celebrare oggi e noi dobbiamo vivere questa esperienza unica. Perciò la rivelazione del Signore è intensa e forte. E quelli pastori, Maria e Giuseppe, in quel momento, si sono sentiti un po' intranquilli per quello che stava succedendo. Poteva immaginare Giuseppe? Ma come? La mia fidanzata è incinta. Non abbiamo avuto nessun rapporto, lei è incinta. Lei mi ha tradito. Ma viene un angelo e si rivela. Maria in quel momento: ma come? Viene un angelo e si rivela. I pastori vedono un grande segno nel cielo, ma che cosa succede? Vem e gli angeli si rivelano. Perciò nella nostra vita, tante volte noi stiamo cercando qualcosa di nuovo, viene un angelo e si rivela. È questa rivelazione di Dio che deve cambiare la mia storia. Tu ce l'hai già questo Cristo Gesù nella tua vita? La nascita del Salvatore già esiste nella tua storia? Tu ti senti oggi un figlio di Dio? Tu ti senti appartenente a Dio? O oggi per te questo senso religioso è più una formalità religiosa? La mia paura, tante volte, le preoccupazioni che io ce l'ho con la gente, è che preferisco stare partecipando di una chiesa, di una religione, ma non hanno una esperienza di conoscenza di Cristo. Non hanno mai vissuto una esperienza di un Cristo vive nella sua vita, di una relazione, di una intimità con Dio. E è questa la nuova vita, avere una relazione con Cristo.
Perciò un messaggio di grande gioia è perché adesso io già posso vivere questa conoscenza, io già posso vivere questa relazione con Dio, perché Dio è qua con noi. La presenza di un bambino Gesù, di quel bambino, era la presenza di Dio nella storia dell'umanità. O quanto è bello che prima di iniziare questo culto abbiamo fatto una preghiera. E questo è possibile perché c'è Gesù. Non era possibile fare una preghiera prima di Gesù. Adesso noi possiamo fare una preghiera. Noi possiamo in questo momento intercedere, perché c'è la presenza di Cristo Gesù, c'è un Natale che trasforma la nostra storia. Perciò la mia insicurezza adesso si diventa una sicurezza eterna, perché io posso avere un rapporto con questo Dio vivo. O grande Dio che criou i cieli e la terra, è questo Dio che fa parte della mia storia. Stavo parlando con i ragazzi oggi e dicendo che privilegio, mi piace molto il calcio, no? Finito il mondiale delle nazioni, di tutte le nazioni lì, non c'era Italia, no? Ossia, è finito il mondiale e dopo ho visto Messi lá e c'era una bambina che aveva un sogno di toccare in Messi, no? E lui lo abbraccia questa bambina dopo, né? Eu stavo pensando, anch'io volevo avere un incontro con Messi, stare con lui, fare una foto con lui, ma stavo pensando, è una persona come me, è un ragazzo, io non sono, ma è un ragazzo, quel grande calciatore che si diventa un idolo e tanti ragazzi volevano stare al suo fianco e toccare in lui. Ma noi abbiamo un Dio, questo lo stesso Dio che creò Messi, che creò la mia vita, che ti creò, e è questo Dio che è molto più grande, noi abbiamo la possibilità di toccare, stare vicino e parlare. Perciò io non posso trascurare la bellezza del Natale quando io posso avere intimità con il grande Dio. Io devo sentire che questo grande Dio è molto più grande, molto più potente, molto più forte di qualsiasi persona che io ammiro. Perciò tante volte eu vorrei avere un autografo di qualcuno, una maglietta di qualcuno, ma avere la presenza di Dio vivo è molto più prezioso. Perciò noi stiamo celebrando adesso la relazione con il creatore di tutto questo universo. È Dio. E è questa nostra celebrazione. Perciò che gli angeli hanno detto, è un messaggio di gioia. È un messaggio adesso che vai cambiare la storia dell'umanità. È un messaggio che cambia tutta la nostra vita. E adesso existe um sorriso per noi, adesso existe a libertà per noi. E quando viene questa mensagem, a prima coisa que cambia nella nostra vita è che noi siamo stati perdonati. C'è qualcuno qua che já commesso qualche sbaglio nella vita? E sapeva che Dio ti ha perdonato? E é interessante que o perdono é prezioso, perché lo sbaglio che ho fatto, viene Cristo Gesù, prende il mio sbaglio e porta sulla croce e mi perdona. O Natale è sapere che adesso che la mia salvezza è basata sul perdono di Dio per noi. Tu sei stato perdonato. Una delle cose più belle che per me esiste nella vita è che io posso camminare senza avere colpa del mio passato. Io posso vivere bene oggi perché il mio passato è stato perdonato, è stato guarito, è stato trasformato dalla potenza del mio Dio. Non esiste nessuna colpa sulla mia vita. Tante volte la gente vive triste e depressa perché sembra che c'è un peso su di loro. Perché tutti noi abbiamo vissuto un passato non bello. Ma c'è il perdono, la guarigione e la trasformazione di Dio. Perciò questo messaggio che gli angeli stavano dicendo, che è la presenza di Gesù nella nostra storia, è per perdonare tutti i nostri misfatti, le nostre iniquità, i nostri peccati. E uma delle cose più preziose oggi è sentire il perdono, è camminare senza sentire la colpa, è camminare e guardare Dio negli occhi. Quando noi sbagliamo con una persona, abbiamo tante volte difficoltà di guardare la persona. Quando sbagliamo contro Dio, noi ci nascondiamo.
Mas quando eu riesco a sentir o perdono, eu posso adesso pregare, parlare con Dio e vedere Dio e guardare Dio, occhio nele, occhio. Tu já sei nascosto di una persona quando tu hai sbagliato o no? Se tu vede la macchina di quella persona, tu fai un altro giro. Se tu vede quella persona arrivando una parte, tu vai dall'altra persona. Ossia, noi di solito quando sbagliamo ci nascondiamo. Ma quando eu ricordo o perdono di Dio e Dio dice, Caio, perché tu stai facendo questo con me? Eu ti ho perdonato. Em quel momento eu sento questo amore di Dio e eu posso novamente parlare com Dio. Eu posso novamente pregare, eu posso leggere la parola, eu posso novamente sentire la presença de Dio, perché non c'è nessuna colpa. Perciò o messaggio per noi è un messaggio di gioia. Noi siamo liberi davanti a Dio. Noi tante volte soffriamo la mancanza do perdono di qualcuno, ma con Dio eu mi sento libero perché Dio mi ha perdonato. E tutta la mia colpa è caduta sulla persona di Gesù. Quello bambino che è nato, hai preso tutti i miei peccati e ha portato sulla croce e mi ha liberato. Perciò che oggi noi siamo liberi qua per adorare Dio e noi possiamo vedere che il Natale per noi è la nostra riconciliazione con Dio. Io che combattevo contro Dio, oggi sono riconciliato con Dio e io posso avere questa pace con Dio. E avendo pace con Dio, eu posso celebrare. Perciò che la grande gioia per noi è sapere che quello bambino in quella mangiatoia è stato il salvatore della mia storia e della mia vita. Tu ti senti amato e perdonato da Dio? Solo 4-5 persone? Tu ti senti amato e perdonato da Dio? Amém? Aleluia, amém. E eu devo vivere questa esperienza. Venerdì stavo là nell'altra chiesa di sede, quando il coro ha fatto l'ultima presentazione, e la meditazione che abbiamo portato è una cosa molto semplice. La nostra grande difficoltà di trasformare la conoscenza in un stile di vita. Noi sappiamo, ma noi non riusciamo a vivere quello che noi sappiamo. Perciò la mia vita con Dio, eu so che Gesù è nato. Io lo so che Gesù mi ha perdonato, io so che in Cristo Gesù ce l'ho perdono, io so che adesso sono libero, ma io non riesco a trasformare questa conoscenza in un stile di vita, dove io posso sorridere, dove io posso stare bene, dove io posso gioire, dove io posso celebrare questo amore di Dio. Perché quando eu riesco a capire tutto questo e trasformare in un stile di vita, la mia vita cambia. Sapere e non vivere non serve a niente. A che cosa serve cambiare una lampada se io non la faccio? Non serve a niente. A che cosa serve avere una patente di guida se io non la guido? Non serve a... Eu devo trasformare la conoscenza in un stile di vita. Eu devo sapere che Gesù è nato per salvarmi e adesso la mia salvezza è arrivata. È lì che io devo vivere. E una persona che riesce a vivere tutta questa conoscenza è una persona che vive la gioia. E dobbiamo celebrare. Perché quando sono perdonato, wow, ce l'ho la gioia. Nós vivemos em um mundo hoje com tanta gente malata que sofre, tanta gente com l'amarezza, tanta gente em prigionia, tanta gente piena di vendetta, tanta gente com dolore d'anima, tanta gente in sofferenza profunda, perché non riesce a capire il senso del Natale. Non è panettone, non è regalo, non è un albero, non sono i regali, è la presenza di Gesù nella nostra storia. E adesso questa amarezza, questa vendetta, questo dolore, questa sofferenza si trasforma in un nuovo stile di vita. Si trasforma in un stile di vita completamente nuovo. Matteo 11:28. Gesù è venuto. Ma adesso che cosa dice nella prima parola? Gesù è venuto. Ma adesso Gesù che cosa dice? Io sono venuto. Adesso è con voi, è con te, è con voi. Venite a me chi? Voi tutti che siete affaticati e oppressi. Qual è la promessa? E io vi darò riposo. Natale Gesù è venuto. Ma Gesù non va a invadere la tua vita. La decisione è tua di andare da Lui. Venite a voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Gesù è arrivato.
Adesso sono io che devo andare. Venite. E è molto interessante che o modo di andare a Gesù è perché è una persona che è affaticata e oppressa. Perché Gesù è venuto per i peccatori. Se tu ti senti giusto, non è per te Gesù. Se tu ti senti un peccatore, affaticato, oppresso, in sofferenza, questo Gesù è venuto per te. Perché tante volte noi vogliamo cambiare la storia. Gesù è venuto, ma io vorrei agire e manifestare una giustizia umana in modo che io possa essere una persona meritevole. E tutto quello che io faccio non produce nessun effetto di meritare qualcosa da Dio. E o nostro Dio è un Dio d'amore e di grazia. Noi non abbiamo un Dio arrabbiato che dobbiamo calmare questo Dio arrabbiato. Io ce l'ho un Dio d'amore e di grazia che mi invita adesso a arrivare da Lui come io sono. E arrivando da Lui come io sono, questo Gesù comincia a trasformare la mia vita e farmi una nuova criatura. Perché questo Gesù vuole prendermi come io sono. Tante volte la gente vuole, ma eu preferisco essere prima trasformato, meglio per andare in chiesa. No, la chiesa è per tutti quelli che sono malati. È qua che esiste un processo con Cristo Gesù di una trasformazione. Noi entriamo in questa vita com Cristo Gesù come siamo. E dopo viene o cambiamento e uma história com Cristo. Eu não arrivo, Gesù, cercando di pensare che già sono pronto. Io arrivo male. E dopo viene la trasformazione. Quando arriviamo da un medico, che cosa succede, dottore? La persona è malata. E dopo inizia un processo di guarigione. Quando arriviamo da Gesù, riconosciamo. Tu sei o mio medico. E adesso ho bisogno di un processo di guarigione. E adesso Gesù comincia a trasformare la mia anima, che è oppressa e che soffre. E adesso noi possiamo gioire, perché questo messaggio ha trasformato la nostra vita. Marco 2,17. Gesù, dito questo, disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti. Io sono venuto per chiamare dei peccatori. Se tu ti senti un peccatore, Natale è per te. Se tu ti senti una persona che non merita, Gesù è per te. Perché Gesù vuole entrare nella tua storia e guarirti. Ebrei 10,17. E quando esiste o perdono di Dio, esiste una cosa preziosa. Che cosa è scritto? Ebrei 10,17. Non mi ricorderò più dei loro iniquità. Tu conosci qualcuno che dopo tu já hai chiesto perdono 45 volte, la persona si ricorda 46 volte? Tu conosci qualcuno o no? Ma mi ricordo. Eu já chiesto perdono. Ma con nostro Dio io non mi ricorderò più. Punto. Adesso la vita con te è ristabilita in pace. E questo è il nostro Dio. Perciò questo Gesù è venuto per salvarmi e a darmi la vita eterna. E questo che Gesù fa adesso è per sempre e eterno. Perciò che questo nostro Gesù adesso è perseverante in camminare 33 anni in questa terra senza commettere un peccato. E Gesù va fino alla croce per morire per te, per morire per me, per morire per noi e portare i nostri peccati. E è interessante che mentre Gesù stava camminando fino alla croce, c'era un amico suo che ha detto a lui: no, non succederà questo con te. Chi si ricorda che era questo amico di Gesù? Pietro. Perché Pietro non capiva niente. E Gesù ha detto: calma, io vado. Leggiamo questo brano, l'ultimo brano. Matteo 16, 21 23. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, di essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Nonostante che Gesù parla della risurrezione. Pietro trattalo da parte. Non puoi immaginare Pietro in quel momento: oh, Gesù, vieni qua, parliamoci. Cominciò a rimproverare dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Ma Gesù, voltando-se, disse a Pietro: Vattene via da me, Satana. Tu me sei di
scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Il Vangelo di Cristo è molto diverso del nostro modo di ragionare. Perciò che Gesù rimane fedele e va fino alla morte. Noi non capiamo come Lui poteva andare fino alla croce. Pietro non capiva questo, ma Gesù sapeva. Perciò la nascita di quel bambino, Lui sapeva che era l'agnello perfetto, l'agnello di Dio che doveva togliere il nostro peccato. E adesso noi possiamo celebrare questo Natale sapendo che questo Gesù è stato perseverante per amore a te, per amore a noi. Tra 3-4 mesi staremo celebrando qua la Páscoa. Estaremos ricordando di questo fatto. Estaremo ricordando che Gesù è andato fino alla croce per morire per te, per morire per me. E è lì che finisce tutti i nostri peccati e adesso sono guarito e trasformato da Dio. Natale per noi è ricordare di questo messaggio con gioia e con allegria. Perciò aquele angeli afirmavano, è nato per voi un Salvatore. Gesù è venuto per salvar-te. E questo proposito Gesù mantém fino alla fine. Perciò è questo Gesù che io posso fidarmi, perché Lui non desiste di questo proposito. Gesù non abbandona questo proposito. Gesù rimane fedele fino alla morte e morte di croce. Perciò noi stiamo celebrando o Natale e consegnare la nostra vita è consegnare a qualcuno che non ha desistido di me. Non ha mollato perché mi ha amato fino alla fine. E Gesù ha portato sulla croce tutti i nostri peccati. E dopo Lui è risorto. E dopo stava camminando qua con noi, con i suoi amici. E dopo 40 giorni è andato in cielo. E che cosa nós estaremos celebrando tra pouco? O ritorno di Gesù. Perché allo stesso modo come Gesù è venuto, allo stesso modo come Gesù è andato in cielo, allo stesso modo manca una promessa, o ritorno di Gesù, che verrà a prendere tutti quelli che si sono fidati da Lui. Natale è questo, è una celebrazione. Perciò che noi stiamo facendo una grande gioia e grande festa. Que o Natale sia anche per te. Possiamo dire un buon Natale. Possiamo pregare? La salvezza è arrivata. Non possiamo avere più timore, insicurezza. Il perdono è arrivato. Adesso io posso camminare senza colpa. La mia salvezza è a portata di mano. Sono io che devo andare da Gesù. Nosso Padre, Natale è una esperienza personale e unica. È Cristo Gesù. Celebrare in questo giorno, Padre, è ricordare quello che Gesù fece per me. È ricordare quello che tu hai fatto per me. Grazie. Grazie perché io ce l'ho una nuova vita. Grazie perché adesso, Padre, io posso vivere perché io credo nel domani. Io ce l'ho la sicurezza. Perché questa promessa di Gesù si adempie. Grazie, oh Padre, perché la nascita di questo bambino è una mangiatoia. Un ragazzino che cresce, si diventa adulto e va fino alla croce. E non pecca. Per essere l'agnello perfetto, per prendere tutti i miei peccati. Lui non era un peccatore, ma si è fatto peccato per me. Grazie, oh Padre. Grazie perché io posso celebrare questo Natale riconoscendo che io sono una nuova creatura in Cristo Gesù. Io vivo tutto nuovo. Ti ringrazio. Se c'è qualcuno qua oggi, oh Padre, che non ha vissuto questa esperienza di Natale, di una esperienza di avere una relazione con te, che questa persona possa confessare a te che è un peccatore che ha bisogno della tua grazia.
se oggi tu vuoi riconoscere Cristo Gesù, che possa nascere nella tua vita, tu possa pregare e dire: io riconosco che io sono un peccatore e mi pento, mi ravvedo. Io vorrei vivere questa esperienza di un Cristo che è nato non solo na terra, in questo mondo, ma che è nato nella mia vita, nel mio cuore, che io possa appartenere a Lui. Se tu hai fatto questa preghiera, confessa. E tu possa confessare a una persona che Cristo fa parte della tua storia. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Que Dio ti benedica. Che questo Natale sia molto diverso. Sia un Natale con Cristo nel tuo cuore, nella tua storia, nella tua vita. Che tu possa celebrare con gioia questo. Cantiamo? Quale cantico? Cantate che è nato Salvatore? Cantiamo. Possiamo fare questo momento di offerta, di decima. Oggi è l'ultima domenica, abbiamo maialino. L'offerta di questo maialino è per Venezuela, per i bambini e anche per Siria, per le donne che sono vedove, che hanno perso il marito nella guerra. Perciò sono i maialini che noi portiamo tutte queste offerte a questo paese. E gli gasofilazzi qua è per il nostro sostegno qua della opera del Signore. Possiamo stare in piedi e cantiamo questo cantico che è Venite. Ah, cantate è nato Salvatore, ok. Cantiamo, adoriamo e offriamo ao nostro Dio questo momento.
grazie, oh Padre, che possiamo gioire perché c'è la salvezza, c'è la sicurezza, c'è l'eternità per noi. E grazie, oh Padre, perché sappiamo della tua presenza. Benedici la tua Chiesa, la tua gente, il tuo popolo. Benedici ciascuno di noi e che possiamo vivere sempre questa guarigione tua, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Come è Natale, dobbiamo cantare una musica che è molto... Astro dei cieli. Come sempre abbiamo fatto, ci sono delle candeline. E queste candeline noi staremo consegnando a ogni persona adesso. E noi staremo cantando questo cantico con le candeline. E così non lasciare che qualcuno sotto 12 anni possa prendere, ok? Perché c'è fuoco, ok? E noi staremo accendendo ogni candelina e staremo cantando e staremo spegnendo la luce qua di questa sala e che noi possiamo cantare con gioia. Già potete accendere se c'è qualcuno fiammifero qua, ok? E già possiamo passare uno per l'altro. C'è qualcuno, ok? Já aiutaci chi già ha acceso la sua candelina e può passare uno agli altri e possiamo cantare e adorare il nostro Dio e riconoscendo questa grandezza, ok? Mi sembra che mancano le fiammiferi. Non c'è la Ana oggi? Ok, tutti hanno preso, io non ho preso la mia. Grazie Gaetano. Ok. Può passare agli altri qua? Sì, puoi venire a prendere qua. Ok, potete passare agli altri. Vittoria, c'è una candelina ancora per me qua? Ok, grazie. Ok. Una bella immagine. Riccardo, tu riesci anche a spegnere queste luci qua? Lasciamo solo con la luce di queste candele. E noi possiamo cantare questa musica e dopo dire un buon Natale, che Dio vi benedica. E che possiamo vivere questa gioia che il Signore ci offre. Cantiamo questo cantico, che è tradizionale, è classico, e vivere questa esperienza con Natale. Cantiamo e adoriamo il nostro Dio. Astro del cielo, arco divino, mite agnello redentor, tu che vatti da lungi sognar, tu che angeliche
Che Dio vi benedica, un buon Natale e che Cristo possa essere la luce nella tua vita. Buon Natale a tutti e che Dio ti benedica. Amen. Potete dare un abbraccio nel tuo fratello, tua sorella, persona al tuo fianco e un saluto di un buon Natale e che possiamo vivere questa gioia. Buon Natale a tutti! Buon Natale. Buon Natale. Potete accomodarvi? Amém. Ok. Já abbiamo finito il culto solo per 2 avvisi veloci, ok? Potete accomodarvi. Ok. Jonas, si può attaccare la luce novamente? Ok, grazie. Ok, grazie Chiesa. Veloce, 2 avvisi. Pregare questa settimana comincia il campeggio dei nostri ragazzi, come è Winter Camp, no? Così siamo più o meno una 60 di giovani e adolescenti lì e vogliamo vivere questa bellissima esperienza. Chi non ha pagato ancora tutto il campeggio, potete parlare con la Larissa o la Felpa con la Monique, ok? Che sono loro che stanno raccogliendo. È importante fare questo oggi, entro oggi, ok? Fino al 25 di dicembre, ok? Così entro oggi, ok? Il campeggio comincia martedì e dobbiamo pregare. Próximo sabato, il 31, noi faremo il culto alle ore 22, ok? Finisce il culto, noi staremo qua mangiando, stare insieme qua fino alle 4, alle 5, alle 3, non lo so. Ma è per celebrare il nuovo anno qua insieme come chiesa. Il culto comincia alle 20, sarà gestito con tutto il culto dai giovani, ok? Loro verranno dal campeggio e resteranno qua e rimarranno qua e faranno tutto il culto. Ok, non lo possono andare a casa a dormire, sì, non c'è nessun problema. Ma il culto sarà gestito tutto dai giovani o sabato alle ore 22. Domenica, 1 gennaio 2023, non avremo culto qua. Avremo culto soltanto a Conegliano e a Padova, perché faremo ao sabato Treviso e Belluno, ok? E domenica faremo solo a Conegliano e a Padova alle ore 18. Così questo sabato 31 alle ore 22 qua finisce il culto, mangiamo, beviamo, stiamo insieme, condividiamo le cose qua, possiamo portare una torta salata, 2 torte salate, non c'è nessun problema, ok? 3 torte salate, ok? E domenica non avremo culto alle 10, sarà alle ore 18 a Conegliano e a Padova, ok? Gli altri avvisi? 6 di gennaio, tutti i membri della Chiesa faremo qua un programma di pianificazione 2023-2024, ok? Per 2 anni così staremo celebrando qua. Penso che è questo, no? Buon Natale per la 5ª volta. Ok, Dio vi benedica e grazie a voi che siete con noi. Ok.